Va ora in onda la rassegna stampa. È questa l'immagine che vi si presenta davanti quando scendete le scale verso Radio Libertà. È minimo, i gadget della nostra radio li avete lì davanti e quando arrivate da noi, oltre che bere una tazzina quello buono, del caffè padano, quello buono, potete scegliere cosa portarvi a casa, un ricordino della nostra radio introvabile in vendita, come l'olio Acerbis non si trova nei supermercati, l'orologio griffato Radio Libertà, calze o mutande griffate Radio Libertà, il borsetto con scritto Radio Libertà, cappellino e maglietta, il salvadanaio di Radio Libertà, l'orologio a bottiglia da mettere nella vostra taverna con scritto Radio Libertà. Mai come ora è importante gridare libertà. C'è anche l'attaccapanni, eccolo qua. Griffato Radio Libertà. Cosa volete che vi dica, signori? La nostra è una radio da collezione, perché oggi ci siamo, domani chi lo sa, dipende dal social che ci ospita, se li stiamo simpatici o antipatici, dipende dalla bolletta di internet, se riusciamo a pagarla oppure no, e questo dipende molto anche da voi. Sì, ancora una volta il Sammy Varin che batte cassa alle 7:30 del mattino, ma chi ve lo fa fare? Eppure una congregazione infinita di persone si sintonizza a quest'ora. Io posso solo ringraziarvi, veramente rimango a bocca aperta. Grazie a chi aiuta Radio Libertà attraverso il conto corrente postale 37671294. Ve lo dico a quest'ora perché siete più ricettivi, sai come c'è quella storiella che studiare la mattina presto poi ti resta tutto più impresso. Allora 37671294. Questo è il numero del conto corrente postale di Radio Libertà. La prima volta che andate in posta scrivete questo numero sul consueto, insomma, vedetegli appeso, no? Insomma, il modulo del conto corrente postale. Scrivete la cifra 5 euro, intestato a Radio Libertà. Saluti a Sammy Varin. Ecco, così sono anche, me la tiro, capisci? Naturalmente tutto questo lo potete fare anche da casa andando sul sito radiolibertà.net, in alto a destra dona ora e voilà, la nostra radio forse riesce a campare. Buongiorno Simone, è tornato dalla zia, non gli hanno neanche fatto spalare la neve, che culo, però è rimasto ingolfato in Molise. Naturalmente un grande abbraccio a chi abita in queste bellissime zone martoriate dalla sfiga, mi viene da dire, perché quando nevica ci sono 3 metri di neve, poi si apre la strada e chiaramente sono i posti più belli del mondo, è inutile dirlo, c'è poco da fare e a volte bisogna pagare anche questo scotto. Il buongiorno si sente dal Varine, naturalmente da quella che dovrebbe essere anche quest'oggi una rassegna stampa, quasi mi vergogno ormai a dirlo, però so che cercate questo format appositamente per avere un risveglio diverso, voi che mi state ascoltando da casa ancora sdraiati e non ve ne frega niente di alzarvi, voi che invece giustamente siete alzati che bisogna pur far qualcosa, voi che siete già svegli da più di un'ora e naturalmente la coda verso Milano o verso le grandi città è sempre ben presente. Tranquilli, c'è Sammy Varin che ora vi legge le ultime notizie. È successo qualcosa? No, non è successo niente, state tranquilli. E c'è l'ansia, l'agenzia Ansia al posto che ANSA. Il sito del Corriere, raid di Israele sul Libano, la tregua vacilla, tranquilli, lo dicono da ieri. Oltre 200 morti, Trump, navi aeree e soldati USA restano nell'area e minaccia i paesi NATO ingrati. Tutto normale. Col cavolo, se non fosse che Israele continua a bombardare, non c'è nessuna tregua per Israele e ragazzi io capisco anche questa cosa, poi
poi lo so, alla fine c'è questo odio verso Israele che si trasforma in vari atti e dobbiamo resistere, essere superiori, perché altrimenti lo sapete, se dici qualcosa, ecco, ce l'hai contro gli ebrei, antisionista, eccetera. Dire che sono stronzi, si può dire che è uno stronzo politicamente Bibi? Lo possiamo dire? Non sono accusato di... Vabbè, è chiaro che vedo i vostri messaggi, anzi grazie a chi già ci dà il buongiorno, inviando WhatsApp al 340 6709 659. C'è anche questo parere che mi sta arrivando. Vediamo Repubblica, invece sono sui siti elettronici. Repubblica in apertura finalmente. Una buona notizia, la guida per risparmiare, signori. Tu dici, ma è quella dell'Unione Europea che ti dice di andare piano e non accendere il condizionatore? No, dagli abbonamenti dimenticati alla revisione delle bollette, tutti i trucchi per risparmiare, signori. Oggi il sito di Repubblica, che ottimismo, ma siete malati? Subito sotto, naturalmente, tregua fragile in Iran, bombe dell'IDF sul Libano, Hezbollah risponde, razzi su un kibbutz, Trump, nostre forze in zona fino all'accordo. Non starete cosa state facendo? State guardando i prezzi del benzinaio? Ma cosa... Cioè, questi pensano, ragazzi, non sperate che si abbassi il prezzo del gasolio al benzinaio. La benzina forse qualcosa, perché quella che è rincarata di meno, giusto? Ma il gasolio, aspetta, calma, lo scrivono già i quotidiani quest'oggi, ci vorranno mesi, addirittura mesi un po' troppo, un mese posso dirlo, un mese prima che ci siano segnali. E nelle bollette ancora peggio. Non pensate chiaramente che adesso, perché lo stretto di Hormuz sia aperto, ma non lo sapevate che si è richiuso di nuovo, apri e chiudi, quindi non fatevi illusioni inutili. Tuttavia, se passate voi automobilisti davanti a un benzinaio che secondo voi ha prezzi veramente eccezionali, cioè dite questo è stato bravo, ha aumentato perché bisognava aumentare, ma non ha esagerato, mi raccomando, fotografatelo e mi scrivete dove vi trovate e inviate la vostra foto al 340 67 09 659, perché io quel benzinaio lo pubblicizzo molto molto volentieri. Capito? Mi raccomando. Oggi faccio fatica anche a trovare un quotidiano che cerchi di liofilizzare un attimino ciò che è avvenuto nella giornata di ieri in un titolo e magari in un trafilettino. Non ce n'è uno praticamente, forse Repubblica. Aspetta, ti dico subito, scusa intanto che qui abbiamo naturalmente il computer comunista che dice se non vai sul manifesto non ti faccio lavorare, bastardo, proprio, sì, no, ma io lo capisco, d'altronde, Sammy Varin, buongiorno, tessera RIA della Lega 1987, ieri mi hanno fermato a Cassano Magnago un ascoltatore, mi ha detto Sammy Varin, sai che sono veramente contento che il capo sia tornato a Cassano Magnago. Frase bellissima che mi ha commosso, perché mi ha detto sono sicuro che con la sua influenza farà qualcosa, regalerà qualcosa, non soltanto a Cassano Magnago. La sua presenza, le sue ceneri nel cimitero di Cassano Magnago, dove era nato, sicuramente porteranno... ci siamo capiti? E mi ha fatto pensare questa frase, veramente, lo sapete, Umberto Bossi riposa da qualche giorno nel cimitero di Cassano Magnago in provincia di Varese, dove del resto era nato. E immagino ci saranno pellegrinaggi in futuro positivi. E lo dico perché chiaramente poi ti viene in mente anche il retro della medaglia.
Signori, da dove partiamo? Volevo partire dal Repubblica perché forse c'è un trafilettino minuscolo, piccolo, piccolo, eccolo qua, guarda. Bombe di Israele sulla tregua, titola Repubblica. Subito a rischio il cessate il fuoco annunciato da Trump. L'ira dei Pasdaran, richiudiamo lo stretto di Hormuz. Attenzione, vedi, mi guarda anche Simone, dice che cacchio, cioè l'avete appena aperto, scusami. A Beirut, tiro, Sidone, raid dell'IDF provocano centinaia di morti e feriti. Hezbollah pronta a reagire. In Italia, spari contro un mezzo dell'Unifil. Roma convoca l'ambasciatore e accusa da Netanyahu azione irresponsabile. Non possono dirgli è uno stronzo. Politicamente, sto parlando e sto scherzando chiaramente, e quindi azione irresponsabile. Chiaro che voglio sentire anche da voi un vostro parere. 340 6709 659. Allora, se l'Iran ha nella sua Costituzione quella di cancellare Israele, il Libano invece che ne pensa? Io aggiungo che ne penserà di Israele dopo tutto quello che gli stanno facendo. 5 righe per riassumere ciò che è successo ieri. I bravi giornalisti di Repubblica diretti da Renzi, lo sapete che adesso Renzi sta parlando, gli sta dando consigli, non so, comunque trama qualcosa Renzi, e non lo so quanto sono contenti i giornalisti di Repubblica di questa cosa. Israele sfida la tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan e bombarda il Libano. Centinaia di morti e feriti nei raid su Beirut e altre città. L'IDF spara contro un mezzo Unifil italiano. Noi siamo sempre quelli poi che vanno di mezzo e i nostri soldati devono scappare nei bunker, ma non si è fatto male nessuno, per fortuna. Ecco, questo è l'unico quotidiano che mette un trafiletto. Avvenire, guarda Avvenire, questa l'ha presa dall'Ucraina. Libano martoriato, prima era la martoriata Ucraina, ormai dimenticata. Cos'è l'Ucraina? Forse non esiste neanche più. Israele intensifica i bombardamenti a Beirut, centinaia di morti, 1000 feriti, spari anche contro i soldati italiani dell'Unifil. Unione Europea e Italia, fermatevi! Netanyahu, Hezbollah non fa parte della tregua. Trump parla di intesa sulla consegna dell'uranio. E insomma, l'accordo trovato l'altra notte resta in bilico per la posizione oltranzista di Tel Aviv e Tajani convoca l'ambasciatore israeliano. Il massimo che possiamo fare, convocare l'ambasciatore italiano. E qui naturalmente l'opposizione ci sguazza. Cosa fa la Meloni? E Tajani cosa fa? Mamma mia ragazzi, Tajani penso che si richiuda in casa, non esce più per un mese, perché ogni volta che appare lo prendono in giro. Ma questa è bastardaggine, assolutamente sì. Devo andare su, capito? Ho capito, devo andare. Vabbè, io ci vado. Se devo andare sul manifesto, io ci vado. Ok, parlo da solo, sai, sul quotidiano Il Manifesto, il nostro giornale di riferimento. Solo che avendo un computer comunista, in attesa naturalmente di un vostro aiuto attraverso il conto corrente postale 37671294, fare in modo che il computer non mi sbatta fuori dal programma ogni volta che leggo un giornale che non sia di sinistra. Eccolo qua il manifesto, te sei contento? Il manifesto di oggi, 1,50 euro spesi bene, nient'altro che guerra. Questo è il titolo del manifesto. E ragazzi, cioè, io non posso essere comunista, è vietato essere per me comunista, però come si fa che non siete d'accordo? Non voleva la tregua in Iran e non la rispetta in Libano. Netanyahu ordina un pesantissimo attacco in diverse città, compreso il centro di Beirut. Oltre 250 morti e 1000 feriti. Strage di civili. Israele spara su tutto, compresi i soldati italiani dell'Unifil. Roma ancora protesta.
Che ne pensate? Aspetto un vostro whatsappino, ragazzi. 340 6709 659. Fascisti, comunisti, voglio il vostro parere. Ditemelo adesso alle 7:44 o se mi state seguendo in replica la sera dopo le 20, più che volentieri, tanto il primo che arriva in radio legge il vostro whatsappino. Che ne pensate? Sta facendo bene Bibi Netanyahu? Punto di domanda. È cattivo? Sta esagerando? O alla fine sta facendo uno sporco lavoro che in fondo, dite la verità, vorreste fare tutti voi? Siete un po' cattivi anche voi? Il giorno dopo la tregua è già nel caos. Sono sempre sul quotidiano comunista, perché quello che liofilizza un po', sì forse, ma neanche visto da sinistra, perché è vero così. L'Iran chiude subito lo stretto di Hormuz, faremo fuoco su chi passa senza autorizzazione. E avete capito qual è l'autorizzazione? Questi vogliono i soldi. Io pensavo una mancetta, sai, quando la nonna ti metteva in tasca i 5.000 lire, se erano 10, poi a volte mia nonna si sbagliava 50. La nonna è sbagliato, gliel'ho detto una volta, poi non gliel'ho più detto, insomma. La narrazione ufficiale a Teheran è chiara, vittoria. Gli Stati Uniti costretti ad arretrare e accettare le condizioni del potere della Repubblica Islamica, si fanno coraggio. Per il presidente iraniano Pezeshkian, il cessate il fuoco con il riconoscimento delle istanze dell'Iran è il frutto del sangue del martire Khamenei e dell'unità di tutto il popolo. Da Washington il segretario alla difesa Herzog rivendica la stessa vittoria. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi bellici. Trump su Truth Social definisce frode le affermazioni di Teheran e suggerisce un pedaggio per le navi in transito da Hormuz, di cui gli USA intascheranno una fetta. Capito? Fanno metà per uno. Ma lo stretto si richiude quasi subito per i bombardamenti in Libano. Grazie Bibi, dico io. I Pasdaran avvisano le navi: apriremo il fuoco su chi non è autorizzato. Quindi aspettiamo. Voi siete lì ancora che state guardando i prezzi del benzinaio. E che coda non c'è? E spostatevi, non guardate più sti prezzi, fatevi il pieno senza pensare. Cosa vuoi che siano? 5-10 euro in più. No, scherzi a parte, per quelli che viaggiano molto. Diciamo che è un problemino, diciamo di sì. Dove vado? Sul Corriere, vado sul Corriere, che anche qua si sforza di riassumere nella prima pagina ciò che è successo ieri. Raid a Beirut, la tregua vacilla. Questo è il titolo principale, naturalmente in primo piano. Già, i giornalisti sono pagati per quello, cercano un attimo di guardare in futuro. Petrolio e aerei, che cosa può accadere ora? Però capite che non siamo aggiornati, mentre io vi parlo succedono già altre cose, quindi non puoi stare dietro a tutto quanto. Intanto entro all'interno del Corriere: sanzioni, nucleare e futuro dello stretto, chi vince e chi perde, si sforza oggi il Corriere di spiegare. Teheran guadagna margini negoziali. Pechino rafforza il suo peso, perché questo accordo in extremis è frutto anche di Pechino. In gioco la credibilità degli Stati Uniti e l'Europa potrebbe tornare in campo. Senti l'ottimismo del quotidiano Il Corriere. Inutile dirvi che sul Corriere, ma su tutti gli altri quotidiani, paginoni e paginoni sull'accordo e i nodi. Le condizioni iraniane tra atomo, controlli e compensi di guerra, un'intesa difficile. E c'è il numero 10 perché sono appunto 10 nodi. Da una parte c'è il patto di non aggressione USA, il controllo del passaggio di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono tornare alla libera navigazione in tutto il Golfo come era prima del 28 febbraio, ma adesso Teheran intende creare una forma di monitoraggio sullo stretto da parte delle sue forze armate, che potrebbe avvenire in collaborazione con l'Oman. Questa richiesta è vista con particolare preoccupazione dall'Arabia Saudita e dalle monarchie del Golfo, che la considerano una vittoria senza precedenti per l'Iran. È messa a rischio la sovranità e la libertà di
navigazione in un tratto di mare da cui passa oltre il 20% dell'energia mondiale. Insomma, voi avete capito, questi vogliono i soldi, ma li dividerebbero con altri. Sono francescani. Tra i punti, l'accettazione del programma nucleare iraniano, che è stato il tema che ha scatenato queste guerre. Oggi l'Iran chiede che venga riconosciuto il suo diritto a un programma di arricchimento dell'uranio per fini pacifici, ok? La rimozione di tutte le sanzioni internazionali, chiede l'Iran, la cancellazione delle punizioni da parte dell'AIEA, il famoso pedaggio su Hormuz. Si chiede l'istituzione di una tassa di transito per le navi che potrebbe arrivare anche a $2 milioni per nave. Che ladri, ragazzi, da dividersi tra Iran e Oman. Un costo ulteriore per le compagnie di navigazione e per le assicurazioni. Alcune versioni presentano la tassa come una forma di risarcimento per i danni di guerra subiti dall'Iran. Fatto sta, insomma, se ci sono $2 milioni per ogni nave, aspetta e spera che la benzina cali. Il ritiro delle forze combattenti americane dalle basi nel Golfo. Come vi dicevo, i compensi di guerra, un altro punto di frizione. L'Iran chiede che vengano ripagati i danni dei bombardamenti israelo-americani, specie sui suoi siti civili. Se Washington e Gerusalemme accettassero, sarebbe l'esplicita ammissione delle loro responsabilità nel conflitto. La protezione degli alleati, l'Iran mira a garantire le forze dell'asse della resistenza, Hezbollah in Libano, eccetera, eccetera. La ratifica internazionale, cioè l'accordo deve essere approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Vi ho riassunto quelli che sarebbero i nodi sul tavolo per far sì che finisca questa guerra. Naturalmente è braccio di ferro su Hormuz, siamo tutti ormai qui a lo nominiamo ogni 5 minuti, Hormuz, diventa anche quasi un'imprecazione. Hormuz, 1000 navi restano bloccate, ancora troppi rischi per passare, e Urso che convoca le compagnie. No, pensate che io stia per nominare quel signore, non so chi sia, non ho idea se sia un'entità visibile o invisibile. Mister Prezzi, sapete qualcosa? Ci provano a evocarlo la sera su Rete 4, ma c'è qualcuno che sta facendo quel famoso cartello? Qualcuno ci sta guadagnando in tutti questi aumenti dei carburanti che non diminuiscono mai? Che cazzo sta facendo Mister Prezzi? Noi lo amiamo, come amiamo questo governo, la Meloni e tutto il resto, ma possibile che nessuno abbia il coraggio di alzare il dito e di dire ci state prendendo per il culo? Chiaro che, come vi dicevo, prima di abbassare il prezzo bisogna essere sicuri che lo stretto di Hormuz sia aperto, cioè ieri si è aperto per misura e non è che oggi ti abbassiamo. Nonostante questo, guarda qua sul Corriere, la borsa ha festeggiato ieri, i listini rimbalzano, a Milano Boeing più 3,7, cavolo, fumata grigia sul cherosene, il petrolio ridiscende a $94 al barile, wow! E poi la solita domandina ciula, scusa la volgarità, del Corriere. Sai bambino, voglio prenotare un volo, cosa può succedere adesso? Quando scenderà la benzina? Allora, queste domande io mi rifiuto di rispondere, però veramente oggi sul Corriere ci sono queste domande e queste risposte. Volerà volare, costare di più, poco ancora? Aspetta, posso prenotare in sicurezza il mio volo d'estate? Quando caleranno benzina e diesel alla pompa? Questa te la leggo, così almeno vai a lavorare tranquillo. Le quotazioni internazionali, bimbo mio, sono già scese. Secondo gli analisti, il ribasso del greggio potrebbe tradursi in una riduzione della componente industriale dei carburanti fino a circa 8 centesimi al litro. Alla pompa il trasferimento è più lento perché i prezzi incorporano ancora i rincari della logistica, dei trasporti, risentono dei tempi di approvvigionamento lungo la filiera. Per le famiglie il beneficio complessivo resterà nel breve periodo limitato a pochi euro. In poche parole,
non vedrete nessuno. No, sulla benzina, ragazzi, se vedete un ribasso, ci passate davanti tutti i giorni da quel benzinaro, se vedete un ribasso, foto e inviate al 340 6709 659, ragazzi. Vendiamo cara la pelle. Giro la pagina, basta con le domandine sceme, ragazzi, ma neanche poppanti fanno queste domande, lo dice anche Simone. Meloni alla prova delle Camere, avanti con la determinazione, signori. La prima volta in Parlamento dal referendum abbiamo colto i segnali arrivati dall'elettorato, signori, siamo tutti qua. Lo sapete, questa è una radio ben collegata in ogni trasmissione con il Parlamento, e stiamo a vedere che cosa racconterà la Meloni. Ma intanto Massimo Franco, la sua nota, ci parla di una cosa che sembra che non c'entri niente, ma invece c'entra: l'incognita ungherese sugli equilibri di Unione Europea e Italia. E sì, perché domenica prossima si vota in Ungheria e il nostro eroe Orbán potrebbe perdere. C'è anche un sottinteso italiano, scrive Massimo Franco, nelle elezioni in Ungheria di domenica prossima. Diranno non solo se la democrazia illiberale teorizzata da Viktor Orbán sopravviverà dopo 16 anni di potere crescente, faranno capire anche se la nazione più filorussa dell'Unione Europea, appunto l'Ungheria, tornerà nell'alveo delle istituzioni di Bruxelles o resterà isolata, e più in generale se il sovranismo in salsa magiara, che buona, potrà rimanere la sponda della destra europea, quasi un modello, o segnerà l'inizio di una crisi. Quel voto sarà osservato con particolare attenzione anche dal governo italiano. Non c'è solo il capo della Lega e vice premier Matteo Salvini a fare apertamente il tifo per Orbán. Adesso è esagerato. Diciamo che Orbán, col quale ha fondato il gruppo dei patrioti per l'Europa, filo Putin, appoggiati dal trumpismo. Grazie, quanti complimenti oggi, ragazzi, dal Corriere. La stessa premier Giorgia Meloni bilancia un europeismo pro-Ucraina tenuto fermo con coerenza in quasi 3 anni e mezzo, con una simpatia dichiarata più volte verso il presidente ungherese. Una contraddizione che le viene rimproverata dalle opposizioni. Quel piccolo stato è diventato infatti, l'Ungheria, l'emblema della tenaglia russo-americana contro l'unità europea. L'ingerenza nella campagna elettorale registratasi con la visita del presidente USA Vance, che ha insultato l'Europa e chiesto di votare contro l'Unione Europea, è l'ennesima conferma. L'altra, più inquietante, è legata alla presenza di agenti dei servizi segreti russi a Budapest per influenzare le votazioni e inserire massicce dosi di disinformazione contro un'opposizione data in netto vantaggio. Il contraccolpo si avrà comunque, che il partito di Orbán vinca o perda. Nel primo caso si rafforzerà un asse USA-Russia con un'avanguardia ostile all'Unione Europea sul fianco orientale, destinata a accentuare la torsione a destra dei governi continentali. Mi sembra di fare la ginnastica. Torsione a destra, torsione a sinistra, alza i man, giù le man. Ufficializzerebbe l'esistenza di un'opinione pubblica sempre più tiepida nel sostegno a Kiev contro l'aggressione di Vladimir Putin, e potrebbe piegare in parte anche l'agenda dell'esecutivo di Giorgia Meloni, schierata contro l'estremismo filorusso. La vittoria delle opposizioni a Orbán farebbe invece registrare una battuta d'arresto del sovranismo e archiviare una fase. In questo caso sarebbe necessario misurare le reazioni, non tanto di opposizioni che in Italia sfrutterebbero quel risultato solo per accentuare l'attacco contro il governo sconfitto nei referendum sulla giustizia. Il tema sarà piuttosto come Meloni e gli alleati leggeranno quei risultati a un anno dalle elezioni in Italia. È prevedibile che in entrambi i casi ci sarà un aggiustamento della strategia e forse qualche indicazione arriverà già da quanto dirà oggi la Premier in Parlamento. Prescindere dalle dinamiche europee è impossibile che piacciano
o no? Questa è la meditazione che ci regala il Corriere con la nota di Massimo Franco. E chiaramente siamo qui anche a aspettare, ci sarà anche Orban alla manifestazione leghista del 18 aprile a Milano in Piazza Duomo, ma soprattutto ci sarà la manifestazione della Lega in Piazza Duomo. Avete capito che il PD non la vuole, se ne discuterà nei prossimi giorni, perché la presidenta del Consiglio Comunale di Milano, non gli stiamo simpatici. Quando sei presidente del Consiglio dovresti essere la presidente di tutti, e lei però ha questo problema, è del PD, e quindi possono manifestare tutti, sfasciare Milano, le vetrine, la faccia ai poliziotti, ma fatelo pure. Ma se la Lega vuole fare una cazzo di manifestazione, da quanti anni è che non facciamo una manifestazione? No, questione di ordine pubblico, è contro la Costituzione, guarda il volantino, fammelo vedere, ce l'ho in mano, signori, il volantino della manifestazione, senza paura. Ma questi la paura ce la vogliono mettere loro. In Europa, padroni a casa nostra, una manifestazione per urlare remigrazione, sabato 18 aprile alle ore 15 a Milano in Piazza Duomo. Prenotate il vostro pullman, anche se il PD non vuole.
rende bene questo pezzo l'attività frenetica che c'è in questo momento in redazione, in regia, Radio Libertà, ragazzi. Ciccapeon, clicca, condividi, sono apparso anche sulle pagine Facebook di Sammy Varin, sai che ce ne ho più di una perché mi bloccano un giorno qua, un giorno là. Siamo in diretta nazionale con la rassegna stampa di Radio Libertà, buongiorno a tutti quanti, e ogni mezz'ora mandiamo in onda, così prendo fiato, un pezzo indipendente di un artista sconosciuto. Quelli famosi da me non passano. Questo era Mirko Signorile con Wild and Pure. Istinto, carne, verità non filtrata. Le emozioni non chiedono il permesso. Essere imperfetti è il permesso. Mirko con la K Signorile. Insegna pianoforte jazz al Conservatorio Paisiello di Taranto e da oggi è in programmazione su Radio Libertà. Il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dai vostri messaggini. Grazie a tutti quelli che scrivono anche poi sui social, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Vi date il buongiorno l'un l'altro perché poi ci si ritrova sintonizzati alla stessa ora. Ma anche se vi sintonizzate nel pomeriggio per riascoltare un attimino quello che Sammy Varin mette sul tavolo, soprattutto politicamente, insomma, gli argomenti che ci interessano a noi che tifiamo verso il governo, verso la Lega, verso la Meloni, verso Forza Italia, verso qui, verso là, ma ci girano un po' le balle. E siccome questa radio è un conduttore molto speciale di giramento di balle, quello che voi mi scrivete al 3406709 arriva poi ai politici, al governo, capisci? Quindi l'importanza di questa radio è veramente potente. Molte vostre proteste sono diventate nel tempo proposte di leggi. Sono diventate leggi, capisci? Sì, e poi va bene, ci sono i giudici e i magistrati che non le applicano o le girano come vogliono loro. È come fare la frittata. Fammi leggere qualche... Vediamo, cosa mi scrivete? La Melona, subito iniziamo bene, la Meloni con la sua politica porterà alle politiche del 2027 il centrodestra alla disfatta. Fantastico, questo ha un ottimismo mattutino. Ti immagini ora di sera questo picchia la moglie. Infatti continua a rimanere attaccata a Trump come una cozza, non rendendosi conto che si è bruciato con le sue stesse mani. Critica ciecamente Putin e l'Iran, eroe del momento, è muta su Israele, ormai detestato in tutto il mondo. Non c'è proprio nessuno al governo che possa aprirle gli occhi. Caro Giova da Venezia, è duro il mestiere anche della Premier, diciamolo, camminare su certi crinali, però abbiamo protestato, perché hanno sparato sull'Unifil italiano, abbiamo protestato. Sto leggendo i vostri WhatsApp, se siete indecisi tra il gnacca e il petacca, scrivo, provate questa emozione, mi scrivete al volo, io ve lo leggo. Inviate il vostro WhatsApp al 3406709 Buongiorno Sammy, come la Lega lo dice da minimo un decennio, l'altro giorno l'aver sentito dire i burocrati di Bruxelles dal vicepresidente degli Stati Uniti è stata una grande soddisfazione. Auguriamo quindi un buon grappino agli addetti ai lavori presso la scatola grigia, ci scrive Daniel. Avete visto le uscite degli iraniani? Forza USA, riprendi i bombardamenti senza se e accordi che vogliono ancora l'arricchimento nucleare, la chiusura al popolo e solita musica. Forza, bombardateli, sino alla bandiera bianca. Iran libero, scrive Maurizio. E poi c'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Buongiorno Sammy, sono Albino della provincia di Torino, sono già abbastanza incavolato stamattina che sto andando a Torino, fa tutto rima, ma come si permettono questi iraniani, come si permettono questi grassatori, questa gentaglia a voler mettere una tassa sul passaggio, a chiedere del denaro per passare lo stretto di Hormuz? Ma chi sono questi? Ma hanno nessuna proprietà loro su questo stretto. È come se un domani mattina Inghilterra e Marocco dicono: bene, se voi volete passare attraverso lo stretto di Gibilterra ci pagate il pedaggio. Ma siamo diventati matti. E noi cosa facciamo? Stiamo lì a guardare questa massa di delinquenti?
Ma va bene così, l'Occidente tutti zitti, appecorati. Qui siamo arrivati a 2,50, dunque 2,250 come nafta, ma siamo diventati matti e nessuno fa niente. Le guerre quando si cominciano si finiscono, radano al suolo sto Iran e non rompano più le balle. Ma dove siamo andati a finire? Dai, ma basta. È una questione di principio, non è per quello che mi costa in più la nafta a me. Grazie a Dio posso ancora fregarmene. È una questione di principio, non possiamo farci ricattare da questa gentaglia. E basta. Ciao. E basta, e in effetti ci sta, cari ascoltatori appecorati, vi sento molto attivi. Scrivetemi 340670969, non esiste una rassegna stampa così, me ne vergogno un pochetto e penso che si vergogni anche il nostro direttore Sallusti ad averla data in mano a me come conduzione, però ragazzi, finché tiene questo format, finché non ci staccano la corrente, approfittatene, fatevi sentire, perché noi portiamo i vostri messaggi alla politica nazionale. Quest'altro scrive: no, la guerra è per il petrolio e Trump è ricattato da Netanyahu. Interessante. Il genocida condannato dalla Corte Penale Internazionale. Magari faranno gli stessi imbrogli che in Romania per quanto riguarda le elezioni di questa domenica in Ungheria. Nessuno ha nulla da dire sulle interferenze in Ungheria? Ah già, siamo democratici. Difendete ancora l'unico Stato democratico del Medio Oriente? E non sto difendendo i tagliagole, ma non tutta la gente è complice del tagliagole. Perché non parliamo di delinquenti assassini tipo Conte, che in uno Stato sedicente democratico come l'Italia, invece di essere in galera e forse quasi nuovamente al governo? E perché, come sempre ripete Cainarca parlando di giustizia riguardo a due poveracci, Olindo e Rosa, sì, Erba, ne parliamo quasi ogni giorno, i giudici palesemente complici del potere dei potenti, e non c'entra nessuna riforma, ho votato sì comunque, nessuno interviene davanti a evidenti soprusi. Come mai in un paese democratico i delinquenti vengono protetti dalle persone oneste? Come mai in un paese democratico qualcuno ha deciso che l'Italia sia ricattabile avendo creato le condizioni per un debito pubblico incontrollato? Come mai? Marco, vado avanti dopo. Perché i sinistri sono contenti se l'Iran mette in difficoltà Trump e l'Occidente? Sammy, metti il volantino del 18 aprile su WhatsApp. Ok, va bene, ve lo metto. Comunque lo trovate se cercate Lega Salvini Premier su Facebook, ce ne sono tantissimi. Soprattutto il bello di questo giro è che ogni rappresentante politico della Lega lo sta facendo per conto suo, quindi ce ne sono pubblicati tantissimi, tutti differenti, anche su Instagram. Amo gli allenatori del lunedì, o se vuoi i Ciceroio, scrive Fausto. Fausto, perdonami, mi hai scritto una cosa che non capisco, sono ignorantissimo, aiutami, cerca di spiegarmela. Io intanto ritorno, sì dai, ritorno sul Corriere, ma solo per un attimo, visto che c'è un mezzo paginone di Marco Cremonesi proprio sulla manifestazione di cui mi parlavate prima, quella che la Lega ha indetto non per questo sabato, ma per il prossimo, il 18 aprile a Milano. Salvini in piazza per la remigrazione con Wilders e Bardellà. Milano. In forse la presenza di Orbán alla manifestazione leghista del 18 aprile, Dem e AVS chiedono di vietarla. La Lega sta organizzando per il 18 aprile in Piazza Duomo a Milano Senza Paura, evento per promuovere la remigrazione. Ragazzi, il termine remigrazione deve entrare nel vostro vocabolario. Lo dovete spiegare al vostro parrucchiere, al vostro barista. Dovete spiegare che non significa avercela con gli immigrati, semplicemente vorremmo che rispettassero le leggi e non la loro legge, che è la Sharia. Il leader Salvini ha invitato gli alleati europei dei patrioti, da Wilders a Bardellà a Babis, tutti quanti in Piazza Duomo sabato 18 aprile, e ha invitato anche voi, ascoltatori di Radio Libertà, di destra, di sinistra, ma se sotto sotto la pensate come noi, anche se non votate Lega, ragazzi,
bisogna esserci. La ripartenza della Lega, scrive così oggi il Corriere, ben più che la remigrazione. La manifestazione dell'Eurogruppo Patriots for Europe della prossima settimana accende le polveri del confronto con il centro-sinistra. Non c'è da stupirsi, il 25 aprile il grande corteo nazionale di Milano per la liberazione. Una settimana prima, nella stessa piazza del Duomo, la riunione dei sovranisti che si riconoscono nel gruppo dei patrioti a cui aderisce anche la Lega, con una parte del centro-sinistra che chiede addirittura di cancellare la manifestazione. Avete capito bene. Le presenze le ha indicate ieri mattina Matteo Salvini nel suo incontro con l'Associazione della Stampa Estera. Ci sarà Wilders, Paesi Bassi, Bardella, Francia, il premier ceco Babis, ci saranno spagnoli, portoghesi, ungheresi, gli austriaci, i fiamminghi. Sembra di ritornare anche a Pontida. Ci saranno tutti i componenti del terzo gruppo al Parlamento europeo. Salvini non elenca tra i presenti Viktor Orbán, forse per scaramanzia. Se domenica il premier ungherese perdesse le elezioni, sarebbe un brutto colpo per il morale dei Patriots e della manifestazione, lo scrive il Corriere. Salvini comunque confida in una sua riconferma, anche perché la manifestazione milanese è il primo passo leghista in vista delle politiche 2027. Lunedì a Palazzo Marino approderà in aula l'ordine del giorno della Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi del PD, quella simpatica che chiede un'ulteriore valutazione rigorosa sull'opportunità di autorizzare l'evento per motivi di ordine pubblico e per la palese violazione della Carta Costituzionale. Cioè la manifestazione sarebbe contro la Costituzione. Vi prego, ditemi voi qualche cosa, gli parlate con sta Buscemi, gli scrivete un whatsappino, lo scrivete a me, io lo inoltro alla Buscemi, 340 6709 659, fate finta di parlare con la Buscemi. Molte delle critiche allo stesso ordine del giorno si concentrano sul concetto di remigrazione. Gli fa una paura, ragazzi, gli viene la cagherella a quelli del PD se veramente riusciamo ad applicarla. In realtà la manifestazione ora è incentrata sulla difesa dei valori europei, si chiama Senza paura in Europa, padroni a casa nostra. Il tema della remigrazione ognuno lo declina come vuole, c'è un controllo ferreo di chi entra, ha detto Salvini, se hai il permesso di soggiorno e commetti reati, devo potertelo ritirare. Che ne pensate? Mi dite la vostra? E occorre favorire un certo tipo di immigrazione da paesi più affini per cultura. Penso ai paesi latinoamericani, penso ai paesi di religione cristiana o cattolica, più vicini a noi come valori, cultura, tradizione. Ma appunto il centro-sinistra è all'attacco. E non solo il centro-sinistra, per il 18 aprile i gruppi antagonisti hanno già annunciato una contromanifestazione. Rido perché avremo i punkabestia bolognesi anche a Milano, ragazzi, che è la succursale di Bologna. Hanno tutti si sono fatti con lo stampino il cervello questi. Dal PD Pier Francesco Maiorino, che sarà il prossimo sindaco di Milano, trova incredibile che il presidente regionale Attilio Fontana partecipi a un'iniziativa che mira esplicitamente a mettere insieme frange dell'estremismo di destra in nome di un'idea, quella della remigrazione, non solo disumana, ma totalmente folle per gli interessi della stessa Lombardia. Mentre da AVS Onorio Rosati, questo è famosissimo, parla di una manifestazione con contenuti di natura razzista, sì, in aperto contrasto con la Costituzione. Per la vice segretaria della Lega Silvia Sardone, il PD vuole bloccare la manifestazione. È semplicemente indecente. Grazie Marco Cremonesi, che ha scritto anche una battuta di un leghista, ma veramente ci dà tanto di quello spazio, ragazzi miei. Che ne pensate? Mica solo leghisti celoduristi, ragazzi, voglio il vostro parere. Ci vogliono togliere l'unica manifestazione che la Lega fa.
Cioè, che ne facessimo una alla settimana, potrebbero. Questi manifestano ogni settimana, ragazzi, sputano addosso alla polizia, rompono, distruggono, noi paghiamo. La Lega fa una manifestazione, non gliela vogliono fare. Mi dite la vostra? 340 67 09 659 e faccio ancora 30 secondi di Corriere, ma non di più, perché sennò mi dite, anzi no, vado via subito. Ok, va bene, vado via. Vado sul Fatto Quotidiano, vediamo oggi che fango, a chi tira il fango oggi? No, oggi è più tranquillo, oggi il Fatto Quotidiano, dopo tutte le sputate di fango di ieri contro il governo, contro la Lega, è più tranquillo, però ci sono gli eco sugli altri quotidiani di quello che ha scritto ieri il Fatto Quotidiano, poi ci arrivo. Oggi il Fatto Quotidiano titola mi viene da dire apostolico, no? Apocalisse per gli USA. L'Iran vince la tregua, è un po' come si diceva un tempo, hai vinto il mongolino d'oro, no? L'Iran vince la tregua, ma Bibi la sabota con altre stragi. Teheran si tiene Hormuz, la disfatta di Trump dietro a Netanyahu che bombarda Iran, Beirut e italiani Unifil. Ok, un corno. Comunque questo è quello che ci presenta il Fatto Quotidiano, lo so, incomprensibile ai più. Dove andiamo? Sono molto indeciso. Il giornale mi piace perché cambia un attimino il racconto e l'apertura del giornale è per Ombre rosse, famoso film, ma si riferisce al caso Salis. Scoppia il caso Salis, la casa in comune con il suo portaborse. C'era anche la canzone, la casa in comune con il suo portaborse. Per la legge sarebbe un abuso e lei ha cambiato residenza dopo le perquisizioni. Insomma, siamo ancora lì a capire. Era un portaborse o qualcosa di più? Aveva una casa in comune. Ma di chi era veramente? Ilaria Salis si era affrettata a negare ogni coinvolgimento sentimentale con Bonin, quello che hanno trovato nell'appartamento quella volta che l'hanno perquisita, ma non l'hanno perquisita, però sono entrati, ma non sono entrati, vabbè, però era lì con questo portaborse, e il portaborse non deve essere amore, perché è vietato dall'Europa questa cosa, ti puoi fare il portaborse, nel senso che lo fai, che diventa tuo collaboratore, ma non può essere un fidanzato o non ci può essere dell'amore con il portaborse. Lo so, è una legge scema, ma cosa dobbiamo farci? I deputati non possono chiedere l'assunzione o ricorso ai servizi del proprio coniuge o partner stabile in un'unione di fatto. Chiaro che loro potevano dire, ma no, abbiamo fatto una cosetta veloce, in senso buono, che quello querela, il papà. Ora siamo in possesso di alcuni documenti che potrebbero smentire quanto dichiarato dalla Salis. Siamo sul giornale, ragazzi, roba potente. Fino a fine marzo 2026 Ilaria Salis e Ivan Bonin sono stati residenti nello stesso indirizzo di una casa a Milano. Tan ta ta ta, fate in coro con me. Tan ta ta ta. Cos'era? Spazio 1999 oppure UFO? Shadow UFO, secondo me era Shadow UFO. E anche a pagina 2, quindi il giornale, il caso Salis ora esplode, spunta la casa in comune con il portaborse assunto. Nuove ombre sull'incarico al Parlamento europeo del pregiudicato Bonin, il cambio della residenza dopo il nostro scoop, violate le normative europee, capito? Se vi interessa questa cosa, soprattutto chiaramente se abitate a Monza e siete conterranei della Salis. Pagina 3 invece, altro scandaletto, insomma, voi gomblottisti lo sapevate da sempre, ma adesso sta venendo fuori, signori. Pagina 3 del quotidiano Il Giornale, ma anche altri giornali ne parlano. Conte e il Covid Gate. Virgolettato, il suo collega di studio pretendeva il 10%. Le denunce gemelle di due imprenditori sull'avvocato di donna dello studio Alfa. Fratelli d'Italia
dice spieghi e si dimetta, la sinistra storie vecchie. Dovete chiaramente approfondire su questo argomento, e oggi il quotidiano Il Giornale ci regala un paginone grosso, ma vedrete tra poco ne parlano anche altri. Meloni, la speranza della tregua, il gelo con Netanyahu, attacchi in Libano dai responsabili. Sempre sul quotidiano Il Giornale, i dileggi di sinistra, Donald è diventato l'amico pazzo che Giorgia insegue, e oggi il quotidiano Il Giornale fa una bella sequela di insulti, quelli che dal 2025 hanno sparato gli amici di sinistra: vassalla, succube, pedina, cavallo di Troia verso la Meloni. E c'è da divertirsi, insomma, è divertirsi, ma poi è da incazzarci. Cioè, posso leggerne qualcuno a caso? Vediamo un po'. Campionario 3 febbraio 2025, 8:30. Beh, ragazzi, lì se la cantano che se la suonano, se guardate 8:30. Il monaco De Benedettino Emiliano Fittipaldi spiega che Meloni deve decidere se vuole essere vassalla di Trump o fare il bene nazionale. E ancora poi 11 febbraio, Meloni, Salvini e Italia vassalla di Trump, c'è il punto di domanda questa volta. Ancora Fittipaldi il giorno dopo parla di rischio vassallaggio verso Trump, vassalla di Trump ogni giorno sulla 7. Poi hanno cambiato, qualche mese dopo, subalterna a Trump. Poi l'ANSA raccoglie una raffica, Schlein vorrebbe una Meloni più netta, Bonelli definisce Meloni, indovinate, subalterna a Trump, mentre Fratoianni parla di servilismo ignominioso e descrive il governo come cavallo di Troia. E ragazzi, se volete divertirvi, c'è tutto resoconto degli insulti verso la Meloni e verso il governo, mai naturalmente come ciò che ha fatto ieri il Fatto Quotidiano, veleni del Fatto su Lega e Forza Italia, e sulla foto di Report è giallo. Siamo a pagina 14 del quotidiano Il Giornale. Un mafioso al telefono, Pranda, cita l'azzurro Mulè e il leghista Molteni, ed è processo. Sul selfie con la Meloni i dubbi degli inquirenti, forse un fotomontaggio. E chiaramente ora si sono fatti sentire, anche Molteni, il sottosegretario del Carroccio, anche il deputato forzista hanno detto mai avuto rapporti con amico, che si chiama così amico, ma amico mio, ma quale amico, ma va a sorreta, fa la sinistra fa la sinistra e cavalca il caso, o accusa Fratelli d'Italia, pretende chiarimenti, insomma i testimonial del sì al referendum sulla giustizia finiscono sul registro degli infangati. Aperto dalla redazione unica dei soliti giornali ciclostile delle procure. E già, perché arrivano dalle procure queste notizie e che dovrebbero essere coperte da segreto. I miasmi dell'inchiesta Idra, i presunti rapporti tra Fratelli d'Italia a Milano e il superpentito Gioacchino Amico, considerato referente del clan di Camorra Romano dei Senese in Lombardia, sporcano altri politici di centrodestra. E qua mi fermo, ragazzi, ma ce ne sono tanti, e c'è anche il nostro Nicola Molteni, il sottosegretario all'interno invitato a chiarire i suoi rapporti in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama dal PD Marco Meloni. Non ne ho mai avuti di rapporti, è stata la replica del leghista, ma il Demme si è messo a fare la vittima. Mi sono limitato a porgere una domanda, sono stato oggetto di insulti irriferibili, contumeli e minacce di tirarmi addosso un fascicolo di emendamenti, racconta il senatore sardo, che in realtà avrebbe lanciato un'accusa infamante. Il governo va a braccetto coi mafiosi, ha detto questo simpaticone. Guarda, mi fermo, non voglio rovinarvi la colazione, però
sappiate che oggi ci sono gli eco di ciò che scriveva ieri il Fatto Quotidiano e che io naturalmente vi ho riportato. Giro di nuovo la pagina anche sul quotidiano Il Giornale. Il PD vuole bloccare la piazza di Salvini. Ragazzi, la piazza di Salvini siamo noi, siete voi che votiate Lega oppure no. Dobbiamo imparare la parola magica, remigrazione, insieme ad autonomia, quella che il traditore Bannacci non ha mai voluto imparare, e hai visto che fine ha fatto. Il PD vuole bloccare la piazza di Salvini dicendo non è democratica. Sapete cosa dovete fare? Andate sul sito legaonline.it, cercate i pullman che partiranno da tutta Italia per portarvi, non questo sabato, il prossimo 18 aprile, in Piazza Duomo. Legaonline.it, pullman da tutta Italia. Michel Dessì. C'è chi dice no, c'è chi vorrebbe impedire alla Lega di scendere in piazza, di manifestare. Il PD ha pensato bene di ingaggiare l'ennesima battaglia contro la libertà di manifestare. La Dem Elena Buscemi, quella simpatica, presidente del Consiglio Comunale di Milano e la presidente di tutti, ha chiesto che la manifestazione del 18 aprile organizzata da Matteo Salvini in Piazza Duomo non si faccia. Lo ha scritto nero su bianco in una lettera al prefetto e al questore. Nella missiva scrive che la manifestazione che vede la partecipazione di politici democraticamente eletti in tutta Europa è incompatibile con l'identità civile e democratica di Milano. Salvini, oltre a farsi una risata, replica che l'evento ci sarà e svela il titolo: in Europa, padroni a casa nostra. Sarà questa l'enorme scritta che apparirà alle spalle dei leader europei dei partiti di destra che si avvicenderanno sul palco. Per il PD però la manifestazione viola palesemente la Costituzione. Salvini si dice fiducioso: sono sicuro che anche chi non la pensa come noi non si metterà di traverso, e ribadisco, anche chi non vota Lega deve venire a questa manifestazione, perché ne conosco tanti, ne ho tanti di amici che non votano Lega, sono dalla parte opposta, però dicono basta con questi immigrati che fanno il bello e cattivo tempo, non c'è più sicurezza nelle grandi città, tra parentesi, tutte amministrate dal PD. Ragazzi, alzate il culo, prenotate la manifestazione. Certo, andando sul sito legaonline.it o contattando la sezione della Lega a voi più vicina. Bisogna esserci. Solo malati gravi e invalidi civili potranno restare a casa ascoltando questa radio, perché chiaramente Radio Libertà farà tutta la diretta. Io sarò qua già dalle 2 del pomeriggio e farò la diretta non stop. Vieni anche tu, Simone. C'è anche Simone, grazie, volontario. Tutto il pomeriggio di sabato saremo qua a fare la diretta, ma solo per malati gravi, invalidi civili e chi proprio non può andare, perché io voglio poi la giustificazione se non andate. Ok, mi devo fermare, sarà meglio. A dopo, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Altra giornata influenzata dall'alta pressione sull'Italia, dove domina un ampio soleggiamento su tutti i settori. Al mattino tempo stabile e mite ovunque con cielo sereno o al più velato. In giornata aumento della copertura nuvolosa sui settori nord-orientali, situazione invariata altrove. Temperature sempre ben sopra la media del periodo, con picchi di 26-27 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi, se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Una volta un dromedario, incontrando cammelli, gli disse: ti compiango, carissimo fratello, saresti un dromedario magnifico anche tu, se solo non avessi quella brutta gobba in più. Il cammello gli rispose: mi hai rubato la parola, è una sfortuna per te avere una gobba sola, ti manca poco ad essere un cammello perfetto, con te la natura ha sbagliato per difetto. La bizzarra querela durò tutto un mattino, in un canto ad ascoltare stava un vecchio beduino e tra sé e sé pensava: poveretti tutti e due, ognuno trova belle soltanto le gobbe sue. Così spesso ragiona al mondo tanta gente che trova sbagliato ciò che è solo differente. Così spesso ragiona al mondo tanta gente che trova sbagliato ciò che è solo differente, ciò che è solo differente, ciò che è solo differente. Facciamo anche cultura, raffinata cultura, nella rassegna stampa di Sammy Varin su Radio Libertà. Wow, wow, wow! Questo è il nostro cantautore, il più anziano d'Italia. Si chiama Detto Ferrante Anguissola, e quella che avete ascoltato è la celebre filastrocca di Gianni Rodari, messa in musica dal cantautore più anziano d'Italia, Il dromedario e il cammello. Questo pezzo lo trovate nel suo ultimo album Eufonia, che trovate facilmente, semplicemente su YouTube. Il buongiorno si sente dal Varin, grazie, c'è tanta gente che ci sta facendo i complimenti, ma complimenti di cosa? Ve lo
l'ho detto, cerchiamo di tirarvi su un po' il molare, cari aspiranti dentisti, voi che state studiando e magari tenete in sottofondo Sammy Varin mentre si studia, mentre si lavora, perché vi diciamo le notizie in maniera diversa rispetto alle solite radio, sempre spocchiose, serie. Oh, sembra che li sono morti tutti i gatti. Sì, qualche gatto è morto, però siamo ancora vivi, e la benzina forse inizia a calare. Mi stanno arrivando fotografie, mamma mia, queste sono porno proprio, cioè si vedono dei prezzi che iniziano a scendere, non ci credo. Fammi sentire qualche messaggio riguardo alla manifestazione di Milano che il PD non ce la vuole far fare. Senti. Ottimo Sammy, non vedo l'ora di andare alla E manifestazione vai! a urlare slogan che poi verranno sistematicamente traditi. Ciao. Porta una sfiga della miseria, dici? No, non penso, sai, che il tradimento poi lo fate voi quando non votate Lega. È chiaro che se non date forza al partito che vuole portare avanti la remigrazione e date forza alla Forza Italia, a cui vogliamo bene, la amiamo certamente, ma questi strizzano l'occhio al PD e proteggono certi giudici e insomma io non fino a questo punto dici no, è impossibile. No, semplicemente loro sono ancora dell'idea, però adesso non la dicono, che forse bisognerebbe aiutare i poveri migranti che vogliono diventare italiani, dagli prima il certificato di italiano, no? Ma perché farli aspettare così tanto? Calma, noi la cittadinanza gliela togliamo se fanno i cattivi. Se picchiano, se violentano, se rubano, qui non li vogliamo. È esagerato? Ditemelo voi, 340 6709 659. E grazie a questo ascoltatore, senti la musichetta, senti, è storia questa, è storia, ve la ricordate? È la versione rimasterizzata di UFO Shadow, Shadow UFO, ragazzi, ce lo siamo guardati tutti questo telefilm, era roba dannata, fine anni 60, arrivato negli anni 70 in Italia. Io gliel'ho rifatto vedere ai miei figli quando avevano 4, 5, 6 anni e facevano paura la sigla d'inizio quando trovano l'extraterrestre. Allora conferma questo ascoltatore, Luca, era proprio da Shadow UFO. Sentendo le elucubrazioni delle italiche menti, questo è il secessionista, posso solo affermare una sola cosa: prima separiamo Lombardo-Veneto dal resto della cloaca massima italica, prima staremo meglio tutti. Caro Luca, un po' di vecchio secessionismo ci vuole. Un altro messaggio audio, io ascolto, non so cosa dica, c'ho la canzone sotto, grazie, se non ci fosse. Simo, capisci che sono attenti questi registi, cioè questi, dai, aumento di stipendio, sentiamo l'audio, sentiamo. Non parte, quindi non ve lo faccio sentire. Un altro messaggio: Russia, America, Europa insieme sarebbero una vera potenza. Russia, America, Europa insieme. Capisci che qua siamo alle meditazioni impossibili. La redazione del Fatto Quotidiano andrebbe ripulita in stile Charlie Hebdo. Gino, dai, ma con cosa fai colazione tu la mattina? Remigrazione deve permettere di ritirare il permesso di soggiorno al clandestino che delinque. Ma è proprio così, Marco. Io direi che oltre al ritiro del permesso di soggiorno, il clandestino va blindato e in meno di una settimana rispedito al suo paese a scontare la meritata galera. Assolutamente così. Chiaro che, ve lo dico subito, tra il dire e il fare c'è di mezzo i giudici, i magistrati, che devono poi decidere di farla questa cosa. Però ragazzi, se non iniziamo a picchiare il pugno duro, non si va da nessuna parte qua, non si va da nessuna parte. Altro messaggio audio, sentiamo che dice. Sono Walter. Non so se è vero o se l'hai già letto, perché mi sono collegato adesso,
Ma il bonus energia è arrivato a 315 euro per chi? Per quelli che hanno un ISEE bassissimo, che poi hanno la casa in Marocco, hanno la casa in Nigeria, quella gente lì, quelli che viaggiano con le catene d'oro che sembrano le catene da neve. Bene questo governo di destra, faccia continuamente cose di sinistra, ma vadano un po' a pigliarselo nell'Istat. Ma cosa dici? 315 euro, porca Hai le allucinazioni. Silvio, PD, comunisti dittatori vogliono permettere solo le manifestazioni pro-Pal che spaccano tutto. Taches al tram, libertà, ma è chiaro ragazzi, è per quello che vi dico, alzate il culo, prenotate la manifestazione del 18 aprile ragazzi, ci dovete essere fisicamente in Piazza Duomo o un pullman che vi porta la maggior parte delle volte gratuitamente o vi chiederanno una sovvenzione di 5 euro. Voi diteli che per Radio Libertà partono da tutta Italia e come minimo in Piazza Duomo dovete esserci per gridare davvero libertà. Guarda caso il nome della nostra radio. Io alla manifestazione non ci vengo per motivi di sicurezza, perché non sarà il PD a impedirmelo, ma saranno i delinquenti sinistrati e squadracce assoldate per far danni a cose e persone. Guarda, su questo devo metterti davvero al sicuro, non esiste nessun problema, perché è chiaro, a differenza di altri partiti e movimenti, noi ci teniamo alla sicurezza, per cui violenza da parte nostra zero. Gli amici antagonisti, Punca Bestia e Puzzette varie, faranno la loro contromanifestazione, ma saranno tenuti ben lontani dal corteo della Lega. State tranquillissimi. Chiaramente il fatto di non andarci significa tirarsi giù i pantaloni e anche le mutande. Vi arrendete a questa gente? Vi arrendete alla paura? Guarda che la nostra manifestazione si chiama Senza Paura. Capito mi hai? Io non vedo l'ora, scrive quest'altro, e ci mancherebbe ragazzi, ve l'ho detto, solo invalidi e malati gravi potranno ascoltare la diretta che farà Radio Libertà, anche video sui social, e che condurrà il sottoscritto Sammy Varini. Infatti ho la lacrimuccia perché non sarò in Piazza Duomo, ma sarò qua a condurre la diretta, e un pochettino mi girano le balle, lo so, perché vorrei abbracciarvi tutti quanti, esserci, anche Simone vorrebbe esserci, purtroppo ci dobbiamo anche lavorare, ecco. Da Sammy che libro consiglia la lettura, Salvatore da Taranto, Urca, Martin Sellner, Remigrazione, il libro più discusso d'Europa, prefazione di Francesco Borgonovo. Bravo, l'hai trovato nel quotidiano La Verità. Bravo Salvatore da Taranto, portatevelo questo libro, durante il viaggio in pullman. Remigrazione, il libro più discusso d'Europa, prefazione di Francesco Borgonovo, guarda caso il vice direttore del quotidiano La Verità. Lo trovate proprio insieme al quotidiano La Verità. Ma adesso io vado sul tempo. Il tempo di quest'oggi, fammelo vedere. Elogio della follia, tra parentesi, speriamo bene. Cioè, capite anche che hanno cambiato narrazione persino i quotidiani di destra, quelli che facevano il tifo solo Trump, I love you Trump, sei il migliore Trump. La narrazione è cambiata, qualche dubbio viene su Trump. È chiaro che cosa facciamo adesso? Mandiamo tutto in vacca? Elogio della follia, speriamo bene, ancora caos, ma per adesso guida lui, scrive Il Tempo. Partita di poker in pieno corso, è Trump che dà le carte, la chance di tregua c'è, possibile stop di 2 settimane, riapertura dello stretto di Hormuz, ma la tensione resta alta. E intanto sabato a Islamabad, primi colloqui diretti con Teheran. E capite anche la presenza importantissima del Pakistan, che insomma non è che siano proprio degli stinchi di santo. In prima pagina Il Tempo, eccolo qua Conte, ed ecco Covid, il collega di Conte e il 10% sulle mascherine. Il racconto dell'imprenditore Buini in commissione. Fratelli d'Italia dice l'auspicio è che qualche procura
decida di far luce sui fatti. Il lavoro della commissione Covid porta alla luce la testimonianza di Giovanni Buini, che aveva denunciato il pagamento del 10% sui contratti per fornire mascherine a Luca Di Donna, collega del 5 Stelle Giuseppe Conte nello studio Alfa. Chiaramente, se seguite questa radio, sapete che parliamo di commissione Covid ogni settimana con il nostro parlamentare che c'è dentro e quindi ascoltateci più spesso, soprattutto la sera quando arriva il collega che conduce la trasmissione, che dà forza, devo dire, a questo argomento. Pagina 9, ancora sul Tempo, solo un riquadro, perché su ciò che sta facendo il governo e ciò che dovrà farlo, c'è stato l'intervento di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, intervenuto sulla linea del centrodestra indicando priorità e prospettive per l'ultima fase della legislatura. È intervenuto tra gli altri al forum del Tempo Agenda Italia 2026 tenutosi ieri a Palazzo Wedekind. Avanti su autonomia, tutela degli immobili e modifica dei vincoli europei. Le proposte di Riccardo Molinari. Il governo deve continuare sulla strada già tracciata delle riforme. Un bel riquadrone comunque quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Giro di nuovo la pagina e mi sono inzozzato tutto di fango. Eccolo qua, Sammy Varin infangato. Oh, se fosse il fango di Pontida, lo sapete, quello è curativo. Ce lo portiamo a casa come ricordo per spiaccicarcelo in faccia la mattina ed essere più belli. Il pentito a orologeria e quegli omissis rivelati sui giornali per colpire il governo. Guarda, rende perfettamente la pagina 10 del Tempo ciò che è accaduto ieri. Nel verbale di Gioacchino Amico, amico di chi? Amico di tutti, su 135 pagine, 110 sono oscurate, eppure vengono usate per insinuare un accordo politico che non c'è. Signori, i pentiti parlano, la politica trema, titolava ieri la Repubblica nel tentativo di rievocare gli anni ruggenti dell'anti-berlusconismo militante e quindi nella ricerca neppure troppo velata di un cambio di maggioranza per via giudiziaria. E qui naturalmente si parla dell'inchiesta Idra e dei nomi che sono saltati fuori dalle intercettazioni. Nomi chiaramente da Giorgia Meloni, che ha fatto addirittura la fotografia, al sottosegretario Nicola Molteni della Lega, che esclude categoricamente qualsiasi rapporto con questo amico e definisce false le ricostruzioni giornalistiche. Chiaro che se volete arrabbiarvi, non ce n'è solo per Molteni, ma per tutti coloro che stanno governando, solo loro, chissà come mai. Oggi il quotidiano Il Tempo, pagina 10, mezz'ora per tentare di sporcare decenni di onesta militanza politica. L'articolo di Francesco Storace, 2 foto per provare a incastrare Giorgia Meloni e Paola Frassinetti. Questo è il modus operandi di un certo giornalismo. Intanto Mulè avverte: una porcata e ne arriveranno altre, è il destino di chi finisce nel registro degli infangati. Il deputato di Forza Italia è una delle vittime del fango, con lui anche Molteni, Caon, Brunetta, Bucalo, Frassinetti. Questo il paginone del quotidiano Il Tempo, che poi per fortuna, insomma, neanche per Conte. L'avvocato Di Donna chiedeva il 10% sulle mascherine, ombre sullo studio Alpa, audizione in commissione Covid dell'imprenditore, quell'incontro nell'ufficio dell'avvocato, mentore di Giuseppe Conte, e Fratelli d'Italia che dichiara l'auspicio è che qualche procura decida di far luce. Ombre opache, situazioni da comprendere, dinamiche al momento ancora troppo ambigue per non meritare ulteriori approfondimenti. Il lavoro silenzioso della commissione Covid ha portato alla luce 2 testimonianze che lasciano interdetti, perché hanno tanti punti di contatto sui quali è necessario fare chiarezza al più presto. La prima riguarda l'imprenditore umbro
ministro Giovanni Buini, che aveva denunciato le modalità con le quali si sarebbe svolta una proposta di mediazione da parte di 2 avvocati, di Donna ed Esposito, per un contratto da 60 milioni di euro relativo a una partita da 160 milioni di mascherine da vendere allo Stato italiano. Durante la prima riunione per avviare la trattativa, il 30 aprile 2020, l'imprenditore ha raccontato come venne rimarcato che Di Donna fosse stato un collega di studio di Giuseppe Conte e che era rimasto un fedelissimo dell'allora Presidente del Consiglio. Il secondo incontro, secondo la testimonianza dell'imprenditore, si svolse nello studio legale di Guido Alpa. Dopo la richiesta da parte dell'avvocato Di Donna di un corrispettivo per intermediazione, il 7 maggio 2020 Buini annullò l'accordo. Sul caso la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e alcuni mesi più tardi ha chiesto l'archiviazione. Giuseppe Conte ha più volte detto di essere assolutamente all'oscuro dell'intera vicenda. Nella sua audizione Buini ha confermato che Esposito disse che lui e Di Donna, qualora ce ne fosse stato bisogno, avrebbero potuto agevolarmi o crearmi delle opportunità di lavoro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2 nomi, Di Donna e Studio Alpa, che tornano in una seconda storia che ha come protagonista Dario Bianchi, rappresentante della JC Electronics. Bianchi avrebbe avuto, secondo quanto riferito ieri in commissione, 3 incontri. Il primo si sarebbe tenuto presso lo studio legale Alpa in piazza Cairoli a Roma, mentre durante il terzo avrebbe ricevuto una proposta. Per sbloccare l'impasse e dar via all'accordo si sarebbero dovute contrattualizzare le attività che sarebbero state svolte con l'impegno a versare una somma di circa il 10% del fatturato delle forniture anche rispetto a ulteriori contratti. Non posso dire che è stata una richiesta di tangenti, ma di sicuro è stata una richiesta abnorme e ingiustificata. Qua mi fermo, ma ne parla approfonditamente non solo Il Tempo a pagina 12. Qui Parlamento. Oggetto dell'odierno decreto di conversione è la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese per la loro competitività e per la decarbonizzazione delle industrie. La crisi energetica innescata in Medio Oriente rischia, a detta dei maggiori analisti, di avere effetti duraturi sulla economia globale. Il quadro è peggiore rispetto allo shock petrolifero del 1973 e da più di un mese, infatti, con la chiusura dello stretto di Hormuz, il mondo perde tra il 10% e il 17% dell'offerta petrolifera globale, a fronte di un 5% circa del periodo della crisi del 73. Nella sede del Consiglio UE informale sull'energia del 31 marzo, il commissario all'energia Dan Jorgensen ha ammonito i paesi UE circa la necessità di valutare interventi volontari per ridurre la domanda di energia, annunciando l'imminente presentazione di un nuovo pacchetto di misure anticrisi. Targhe alterne, smart working, evitare viaggi aerei, sentite bene, riduzione di 10 km orari della velocità in autostrada, passare a soluzioni di cottura elettriche o comunque alternative al gas. Rispondiamo che nulla di tutto questo è in programma in Italia e il commissario, certificando in parte il fallimento delle politiche green, ha peraltro dimenticato di ricordarci l'opportunità di un taglio sull'uso dei condizionatori in estate. E mentre nelle fresche aree del nord Europa l'azione politica consiste oggi nel progetto di questo ritorno al bucolico, c'è chi, come in Francia, vede il 18% delle stazioni dei carburanti con mancanza di benzine, ma il nostro paese fortunatamente, grazie a questa maggioranza, non si è adagiato sugli allori. La strategia che vuole perseguire l'Italia è continuare sulla diversificazione, lavorando per accentuare l'attuazione di programmi e misure volte ad accrescere l'indipendenza energetica, grazie allo sviluppo di una capacità di generazione da fonti rinnovabili e favorire il disaccoppiamento dei prezzi dell'energia elettrica da quello del gas naturale. Le rinnovabili nel 2025 hanno coperto il 41% della domanda, con un incremento di capacità in Italia pari a 7.200 megawatt.
con 83,5 gigawatt di potenza installata. Risultano in istruttoria 1756 progetti relativi a impianti a fonti rinnovabili, dei quali 1721 sono procedibili. Sappiamo che queste da sole non basteranno, ma per portarle in funzione occorrono anche delle importanti infrastrutture. E qui vorrei ricordare, rispetto alle critiche che ci sono state mosse dalle opposizioni, che possiamo vantare a livello mondiale un progetto che è unico. Parlo del Tyrrhenian Link, il primo tratto del collegamento elettrico tra Sicilia e Sardegna. Raggiunge una profondità senza precedenti, un nuovo record mondiale nella posa di cavi elettrici sottomarini, per cui appunto l'installazione a una profondità di 2150 metri consentirà a questo elettrodotto lungo 970 chilometri l'obiettivo del rafforzamento della sicurezza energetica. Ricordo poi il progetto Elmed, un'opera unica, il primo progetto, chiamiamolo, che coinvolge un paese extracomunitario come la Tunisia, un collegamento elettrico sottomarino tra Sicilia e Capobon in Tunisia, in corrente continua con una potenza di 600 megawatt lungo 220 chilometri, di cui la maggior parte in cavo sottomarino e con una profondità di 800 metri. Queste interconnessioni, che sono indispensabili per poter ottimizzare l'utilizzo e la ulteriore installazione di energie rinnovabili, sono ovviamente una soluzione di più rapida attuazione, che non vuole escludere la reintroduzione in quella diversificazione energetica del nucleare, che appare indispensabile soprattutto per il settore energivoro. Vorrei ricordare che grazie all'operatività di questo governo sono già esistenti altre condotte sottomarine, come quella fra Italia e Montenegro, un'opera di 445 chilometri, la più lunga sino appunto a quelle predette, realizzata da Terna. Anche con riferimento a soluzioni come il meccanismo del gas release, nel 2025 la produzione nazionale è risalita a 3,3 miliardi di metri cubi e si è invertito un trend decrescente pluriennale. Ricordiamo che il gas release è un meccanismo italiano volto a fornire gas naturale di produzione nazionale a prezzi calmierati alle industrie energivore, gestito mediante una piattaforma GME. L'obiettivo è sostenere la competitività manifatturiera, rendendo disponibili 2-3 miliardi di metri cubi l'anno. Questi sono risultati tangibili, a cui vanno aggiunte le misure che questo decreto in conversione porterà al nostro paese. Misure coraggiose, misure indispensabili, misure che ovviamente non possono disgiungersi dall'attività diplomatica per riportare il nostro sistema di rapporti internazionali e di acquisizioni anche di materie prime che ci sono indispensabili ad un livello di normalità. Il governo, con rinnovata disciplina, ha operato per essere pronto a gestire anche questa nuova emergenza, quella in Iran. Ad esempio, aggiornando il piano di azione preventivo per il sistema italiano del gas, che risale al 2023, che non contemplava tra le sue ipotesi sommovimenti geopolitici in Iran. È chiaro che l'intervento dei singoli paesi, come stavo ricordando essere quello dell'Italia, non può bastare da solo a risolvere questi complessi problemi. Sono urgenti misure di carattere europeo, ben diverse da quello che poc'anzi citavo essere lo spegnimento dei fornelli a gas. In primis, la rimodulazione anche temporanea del meccanismo di tassazione del carbonio sulla produzione di energia, in attesa di una più ampia e rapida revisione. In secondo, intervenire sulla clausola di salvaguardia sul patto di stabilità. Inoltre, la possibilità di riprendere le forniture che dovessero rendersi necessarie, Russia inclusa. La Lega ha proposto poi che una parte degli extra profitti delle compagnie energetiche possano essere utilizzati in risposta agli aumenti dei prezzi di gas e carburanti, sulla scia di quanto fatto nel 2022 con il contributo di solidarietà applicato ai produttori di energia da fonti fossili. Come riportato sulla stampa nazionale in una lettera del 3 aprile inviata alla Commissione europea da alcuni ministri delle finanze, tra cui appunto Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Austria,
affermano questi Paesi membri che con questi denari, con questa tassazione, si potrebbe finanziare una serie di misure temporanee a sostegno di famiglie e imprese senza gravare ulteriormente sui bilanci pubblici. Rinnovo quindi l'interesse del nostro partito a supportare iniziative come quella che oggi ci vede impegnati in questa aula, certi che tutte queste misure porteranno a mitigare, se non a risolvere, i gravi problemi che le famiglie italiane e le imprese italiane stanno vivendo. Grazie, Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Altissimo, onnipotente, buon Signore, a te solo s'addice la lode, la gloria e l'onore, e ogni benedizione. Nessun uomo è degno di pronunziare il tuo nome. Laudato sì, o mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente fra te sole, attraverso cui ci illumini ogni giorno. Laudato sì, o mio Signore, verso la luna e le stelle, tu nel cielo le hai formate, chiare, preziose e belle, per frate vento, le nuvole, il sereno, per ogni tempo che ci dà sostentamento. Laudato sì, laudato sì, laudato sì, o mio Signore, anche per sorella acqua, che è molto utile e preziosa, che è molto umile e casta. Laudato sì, o mio Signore, verso la nostra madre terra, ci sostiene e ci governa, coi suoi frutti, fiori ed erba, per frate fuoco che ci illumina di notte, bello e giocondo, robusto e forte. Laudato sì, laudato sì, laudato sì, o mio Signore, per quanti sanno perdonare, sopportando nella pace infermità e tribolazione. Laudato sì, o mio Signore, verso la morte corporale, da cui non si può scappare, ma della tua volontà non farà male. Lo sapevo io, lo sapevo. Adesso è nel momento più bello, signori, nel momento più bello capisci che siamo veramente Radio Libertà vigilata, perché i comunisti sono pronti a intervenire, punca bestia, quelli del PD che vogliono bloccare la manifestazione della Lega, fuori il crocifisso, fuori il Tao, signori, siamo gli unici che trasmettono questa musica e loro ci vogliono bloccare. Già, pronto? Stiamo funzionando? Abbiamo ascoltato la canzone indipendente delle 9, come ogni giovedì è Christian Music, musica cristiana. Siamo bacchettoni? Diteci che siamo bacchettoni, siamo gli unici nel panorama delle radio che trasmette questo tipo di musica. Era Laudato Si, l'avete capito, fra Federico Russo, anche un bellissimo video su YouTube, la trasposizione integrale del Cantito delle Creature, il
Cantico delle creature di San Francesco, è composta per celebrare gli 800 anni del testo originale, pubblicata il 4 ottobre dell'anno passato, il 2025, proprio in occasione della festa di San Francesco d'Assisi, che da quest'anno diventa proprio una festa. Dove trovate Fra Federico Russo? Lo trovate su tutti gli store digitali, perché è un artista, frate ma pure artista, e ribadisco su YouTube questo bellissimo video che ci fa capire che forse dobbiamo veramente ritirare fuori il Tau, e soprattutto quando saremo in manifestazione il 18 aprile a Milano in Piazza Duomo, sempre che ce la facciano fare gli amici Punca Bestia del PD. Siamo sul quotidiano Il Tempo, signori, grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo per supportarci al 340-6709-659. Oh ragazzi, supportateci attraverso il conto corrente postale 37671294. Ecco qua, Semivarine, braccia aperte, vi benedico tutti voi che avete dato 5 euro a Radio Libertà in queste settimane al posto dell'uovo di Pasqua. Grazie davvero. Anche voi che andate a visitare il sito radiolibertà.net e cliccate in alto a destra su Dona Ora, vengono fuori tutte le istruzioni per aiutare questa radio che, come avrete notato, non ha pubblicità. Ritorno sul Tempo perché in taglio basso c'è Salvini che tranquillizza imprese e famiglie. Non sarà razionato il carburante. E se lo dice Salvini, lo sapete quanto sia rompiballe Matteo Salvini quando vuole, lo conosciamo bene perché è stato direttore di questa radio, ha fatto una trasmissione quotidiana alle 9:30 del mattino con la sigla dei Nomadi, vi ricordate tutto? E ogni tanto devo rimandare in onda la sua sigla, mi sa, l'andrò a cercare. Il vice premier, siamo sul Tempo, evidenzia che non ci saranno limitazioni e chiede all'Unione Europea una deroga del patto di stabilità. Edoardo Sirignano. Matteo Salvini esclude un piano per il razionamento del carburante. Se qualcuno parla di misure simili a quelle del lockdown per contenere l'inflazione dovuta al conflitto in Iran, commette un errore. A ribadirlo il vice premier, che intervenendo alla stampa estera sul tema del caro energia chiarisce come stavolta non ci saranno limitazioni né si ipotizza di chiudere scuole, uffici, fabbriche, negozi. Tale ipotesi per il leader della Lega allo Stato non deve essere neanche presa in considerazione. Detto ciò, le istituzioni non possono non entrare nella consapevolezza che i prezzi e i costi per le famiglie rischiano di diventare insostenibili. Ecco perché l'appello dell'esecutivo di Piazza Colonna in questo particolare frangente è uno soltanto: chiedere all'Europa di superare quel patto di stabilità che, come la peggiore camicia di forza, non consente a chi governa di aiutare chi è in difficoltà. Costringerci a non farlo sarebbe veramente meschino, dice Salvini. È chiaro quindi che occorre superare le regole esistenti. Il vincolo continentale, a suo dire, non può essere derogato soltanto per l'acquisto di armi, ma piuttosto per aiutare chi è in difficoltà a pagare la bolletta o peggio a riempire il carrello della spesa. Per il ministro dei trasporti agire in tal senso sarebbe il minimo di buonsenso. Il numero uno del Carroccio intanto utilizza il momento di confronto con i giornalisti pure per fare il punto su quanto accade nei diversi fronti caldi del pianeta. Alla domanda sui paesi che vogliono entrare nell'Unione Europea, il titolare del dicastero che si occupa di infrastrutture evidenzia come non possano essere messi sullo stesso piano Serbia, Albania e Bosnia e Ucraina. Allo stesso modo però risponde a chi immagina che sin da subito il centrodestra possa stipulare accordi con Putin. Gas dalla Russia? Spero possa essere una prospettiva ad armi deposte. Parlare di business con una guerra in corso è complicato. L'auspicio comunque è che si arrivi presto a dialogare con quel Cremlino ora ritenuto ostile. Così come sono stati firmati diversi memorandum per le infrastrutture con Kiev, sottolinea Salvini. Spero di poter tornare a interloquire a conflitto finito di partnership su trasporti e energia con Mosca.
La speranza infatti è che nell'Europa dell'Est si arrivi presto a una convergenza per far cessare le ostilità. Abbiamo sempre votato come maggioranza di governo, conclude Salvini, tutti gli aiuti. Se per 4 anni fai la stessa cosa e non ottieni grandi risultati, forse devi cambiare prospettiva. Così Matteo Salvini oggi, per fortuna, almeno sul quotidiano Il Tempo. Che ne pensate? 3406709659. I vostri WhatsApp arrivano copiosi al mio computer e tra poco ve li leggo, mentre su Repubblica l'apertura è bombe di Israele sulla tregua e qualcuno giustamente mi scrive dovremmo ringraziare gli israeliani se ci richiudono Hormuz. Passano 2 navi, scrive Repubblica, poi arriva il nuovo stop, la normalità è lontana. Intanto, scrive ancora Repubblica, pagina 7, l'Unione Europea prepara la missione, fregate e sminatori italiani. L'Unione, con Regno Unito, Canada e altri volenterosi, si prepara a scortare le navi dallo stretto appunto di Hormuz, ma solo quando la tregua sarà consolidata e con l'accordo dell'Iran. Ne parla Gianluca Di Feo oggi sul quotidiano Repubblica. La trattativa. Tutti a Islamabad in cerca dell'accordo finale, l'uranio il principale ostacolo, appuntamento sabato nella capitale pakistana, Vance guiderà la delegazione americana, Ghalibaf quella iraniana, accuse reciproche di avere modificato le condizioni della tregua sul Libano, il nucleare e la libertà di navigazione, il punto con Gabriella Colarusso oggi su Repubblica. I mercati, scommessa sulla pace, crollano petrolio e metano, Bruxelles dice però porta una sfiga della miseria, ma la crisi durerà. Vertice tra Giorgetti e Séjourné, bene l'apertura sulla flessibilità, la possibile sospensione, quello che chiedeva prima Salvini, del patto di stabilità divide il governo. Salvini soddisfatto, Nevi, quello simpatico di Forza Italia, apprezza, ma Foti frena. Ne parla oggi Repubblica, cercando naturalmente di far litigare il governo, minimo. E poi mettendo una pietra sopra possibili abbassamenti dei prezzi, bollette, carburanti e voli. I ribassi possono attendere, scrive oggi a pagina 15 la simpatica Repubblica. Luce e gas, il risparmio si avvertirà soltanto nei prossimi mesi. Prezzi della benzina in calo, per il diesel servirà più tempo, ok? Compagnie aeree, il jet fuel resta a livelli stellari e c'è rischio del razionamento. Autotrasporto, i tir sono pronti alla serrata. Bonus fiscale da 100 milioni. Paginone per essere di buon umore nel weekend se oggi acquistate il quotidiano La Repubblica. Che meglio che molliamo per andare sulla verità che so che vi manca. Ecco l'ultima piroetta di Trump. Forse ci evita il lockdown. Dalla cancellazione della civiltà, la sua frasettina, alla tregua con l'Iran. 2 settimane per trattare, mediatore il Pakistan. I mercati ci credono, tuttavia le incognite restano tante. Ci vorrà tempo per tornare alla normalità. Oggi la Meloni in Parlamento su crisi energetica e politica estera. Ma in taglio alto, ti immagini, La Verità parla del collega di Conte che chiedeva soldi per piazzare le mascherine ad Arcuri, la resa dei conti dell'era Covid. C'è un'altra procura che indaga, Fratelli d'Italia all'assalto dell'ex premier. Ragazzi, prima Maurizio Belpietro, poi Fabio Amendolara. Oggi La Verità, cari gomblottisti, che poi avevate ragione, è tutta vostra. Attenzione a Renzi, alle grandi manovre per prendersi Repubblica, ragazzi. Già i nostri colleghi giornalisti, professionisti, sono in redazione che ballano tutti i giorni il Sirtaki. Adesso passa anche Renzi che dà dei consigli. L'ex rottamatore incontra l'editore Greco, il nuovo capo di Repubblica, ma anche di Radio DJ, di Radio Capital, M2O. Gli propone Nastasi presidente e gli presenta Carbone del CSM, trame sul direttore.
Tan, da, da, da. Radio Renzi, siamo sempre sul quotidiano La Verità. E io non posso non dirvelo, queste cose, ragazzi miei. Noi siamo gli unici, non ci vuole nessuno, non ci compra nessuno, siamo gli unici ancora liberi. Hormuz, bancomat di Teheran, con i pedaggi sarà l'Europa a pagare il conto del conflitto. Interessante, si fa per dire, ma c'è anche questa possibilità. A pagina 6 oggi del quotidiano La Verità con Sergio Giraldo, lo stretto di Hormuz rischia di trasformarsi in un casello marittimo. Possibile joint venture tra Iran e USA per guadagnare dai transiti sulle navi anche il salasso delle polizze. Insomma, poi alla fine siamo noi che dobbiamo pagare e io pago? Giro la pagina. Salvini processa in piazza i vincoli UE. Pure Berlino sfida il patto di stabilità. La Lega organizza una manifestazione per il 18 aprile. I tedeschi sostengono il pressing di Roma su Bruxelles per avere maggiori margini di spesa. Il vicepresidente della Commissione: non escludiamo più flessibilità. Una buona notizia dalla Germania. Gli uomini in età di leva restano liberi di viaggiare. Sappiatelo, perché eravamo tutti un po' preoccupati. Gli uomini, ragazzi, tra i 17 e i 45 anni, secondo notizie degli scorsi giorni, avrebbero dovuto chiedere un'autorizzazione delle forze armate tedesche per soggiorni all'estero superiori a 3 mesi. Questa misura derivava da una modifica alla legge sulla leva approvata senza grande dibattito pubblico. La notizia, confermata dal ministro della difesa dall'agenzia DPA, ha però acceso polemiche alimentate da un'inchiesta della Bild che ha sollevato dubbi sulla trasparenza del provvedimento. Nei giorni scorsi il governo ha cercato di ridimensionare il caso, spiegando che l'autorizzazione sarebbe stata di fatto automatica, dato che il servizio militare sarebbe rimasto volontario. Di fronte alle critiche, il ministro della difesa tedesco è intervenuto correggendo il tiro, annunciando che entro questa settimana verrà introdotta un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione tramite un provvedimento amministrativo. Ha inoltre precisato che comunque non sarebbe stato necessario segnalare soggiorni prolungati all'estero, perché il servizio militare resta volontario e che nessuno verrà reclutato contro la propria volontà. Insomma, sarebbe stata grossa se tra i 17 e i 45 anni bisognava chiedere un'autorizzazione per soggiorni all'estero superiori a 3 mesi da parte del governo tedesco. Comunque, il paginone numero 7 del quotidiano La Verità è riguardante la manifestazione che la Lega vuole fare il 18 aprile a Milano e naturalmente questa cosa dei vincoli UE. Salvini processa in piazza i vincoli dell'Unione Europea. Pagina 9, senza peli sulla lingua, lo dice chiaramente La Verità. Bibi devasta Beirut e colpisce i soldati italiani. Raid brutali dell'IDF, 112 morti, 837 feriti, sono pure pochi, sono purtroppo aumentati i morti. Tel Aviv si giustifica, il Libano è fuori dai patti, e per Trump sono solo scaramucce. Nella furia spari contro un nostro convoglio UNIFIL. È la Meloni che s'arrabbia, Israele chiarisca, convocato alla Farnesina l'ambasciatore. Questa la paginona, ma anche Netanyahu, Bibi non se la passa bene ma se ne fotte. Netanyahu sotto attacco in patria, è impazzito, il suo è un fallimento, lo scrive La Verità con Carlo Cambi oggi. Il leader convoca il gabinetto di sicurezza, totale accordo tra me e The Donald. Bisogna prenderle per buone le dichiarazioni di Netanyahu, che prima convoca il gabinetto di sicurezza per discutere degli sviluppi del cessate il fuoco in Iran e poi spiazza tutti con una dichiarazione per riaccreditarsi come protagonista della tregua medesima, tregua che proprio Bibi ha messo fortemente a rischio con il più violento bombardamento mai scatenato su Beirut per colpire le basi e i cervelli di Hezbollah. Qua mi fermo, ma il paginone è tutto vostro. Siamo sul quotidiano La Verità. Intanto vi dico la verità, potete già cominciare a chiamare 02 9294 7222 se volete commentare le notizie che vi sto raccontando.
Torno a pagina 11 della Verità con un paginone, naturalmente, che parla del collega di Conte che chiedeva il 10% per piazzare le mascherine, il manager della GT Electronics, l'avvocato di donna dello studio Alpa propose di risolvere i miei problemi con le forniture e la protezione civile in cambio di un contributo. Rifiutai e partirono controlli e sequestri. L'editoriale di Maurizio Belpietro si intitola Giuseppi è l'avvocato del popolo o di se stesso? E qua ci vuole la musichetta, dai, in coro a casa. Tan, ta, da, da. Bravi. Sinistra antiremigrazione, ma non sa cos'è. Siamo a pagina 16 della Verità. Il Partito Democratico milanese sbraita per l'evento sul tema remigrazione, promosso in città dai patrioti europei, dalla Lega. Lancia accuse di xenofobia. Ah, che bello. Dimmelo ancora, Simone, me lo dici? Xenofobia. Dai, dimmelo. Ah, ma è come un massaggio. Anche voi a casa. Xenofobia. Ragazzi, bisogna urlarlo, questa cosa. Remigrazione. Padroni a casa nostra. Il Tau appeso al collo. Ci troviamo in Piazza Duomo il 18 aprile. Sinistra antiremigrazione, ma non sai cos'è. Francesco Borgonovo ne parla, pagina 16 del quotidiano La Verità. Se non capiscono, i Dem non fanno altro che chiedere censure e bagagli. Certo, i bagagli. Il Congo, cosa c'entra il Congo? Pensate che il Congo accoglierà migranti dagli Stati Uniti senza avanzare vincoli di nazionalità. E vabbè, intanto loro possono fare e dire quello che vogliono, solo noi dobbiamo starcene zitti perché loro sono i professorini, anzi, c'è Christian Raimo che è davvero professore, mentre faceva il professore ha detto cose, ve lo ricordate? Tra cui questa: proprietari di case da avvelenare. Raimo straparla, rischia la cattedra. Le nuove esternazioni avvicinano l'insegnante rosso a un'ulteriore sanzione. Ma noi lo amiamo, e come fai a non amarlo? Perché se non dici che lo amiamo, questi non ci fanno fare neanche una manifestazione. Quella che la Lega vuole fare il 18 aprile a Milano. Prenotatela sul sito legaonline.it, prenotate il pullman che da ogni parte d'Italia vi porterà a Milano sabato 18 aprile alle 15. Noi faremo la diretta, ma solo per malati gravi, chi ha grossi problemi, chi non riesce a muoversi e naturalmente tutti voi ascoltatori del PD. Apriamo le linee, dai, 0292947222. Voglio sentire un po' di vostre voci. Pronto? Pronto Sammy, ciao, sono Luca da Colico. Oi Luca. Secondo me Israele ha qualche mezzo di pressione sul buon Trump, perché vorrei ricordare, cosa che i giornali non stanno facendo in questo momento, che nel 2015 l'Iran aveva sottoscritto un accordo in cui, a fronte di, delle concessioni, un atteggiamento più pacifico da parte dell'Iran, venivano ritirate gradualmente le sanzioni economiche. Ricorda chi ci ascolta che le sanzioni economiche per il diritto internazionale sono un atto di guerra tra stati, non sono delle cose così, sono un atto di guerra. Detto questo, nel 2018 Trump ritirò la firma da quell'accordo sotto le pressioni di Israele, di Netanyahu, e a quel punto l'Iran si incazzò e disse: beh, allora il mio nemico, che non me la vuol far passare in nessuna maniera, è Israele. A questo giro io segnalo che Israele ha preso per i fondelli il presidente degli Stati Uniti, perché gli ha raccontato che l'Iran era tutto sommato debole, che bastava ammazzare i loro capi, ci sarebbe stata la rivoluzione perché le masse aspettavano solo di ribellarsi, e Trump ci ha creduto. Oppure, come nel 2018, è costretto a fare quello che gli detta Netanyahu, perché io non trovo nessun'altra spiegazione. L'Iran, chi esce vincitore da questa guerra è l'Iran politicamente,
perché è l'unico paese che non è mai stato colonizzato da nessuno e che è riuscito a resistere a USA e Israele. Grazie Sammy. È che sono io che ringrazio te, lo sapete, questa è la radio che ha gli editorialisti più bravi. Intanto La Verità scrive a pagina 17: famiglia da riunire. Si parla della famosa famiglia del bosco. I bimbi del bosco rischiano gravi danni alla salute mentale. Perizia shock dei consulenti di Trevaillon. Il caos giudiziario e le regole degli incontri con la mamma lasciano strascichi. Ne parla Patrizia Floder-Reiter oggi sul quotidiano La Verità, ma trapela questa cosa anche su altri giornali. 029294 7222. Pronto? Salve Locatelli Milano. Ciao. Salve, per quanto riguarda i giudici, vede, le leggi, se non hanno motivi di coerenza, eticità e moralità, sono tutte truffe. Cioè sono i giudici da mandare in galera. Ricordarsi bene di questi ingredienti: coerenza, eticità e moralità. Ok? Grazie. Grazie caro, e loro manderanno in galera noi. Libero, gli orfani dell'Armageddon, Trump fa la pace, la sinistra no. Borsa in festa per il cessate il fuoco tra USA e Iran, ma il fronte progressista rifiuta subito la tregua. Non basta, Meloni faccia qualcosa. Volevano lo scontro finale, eccoli qua, gli orfani dell'Armageddon, li vedete in prima pagina su Libero, che poi questi dicono anche liberate Annun, islamici in festa. La Cassazione annulla l'arresto dell'uomo accusato di essere il capo di Hamas in Italia. Terrorismo, l'incredibile sentenza. E infine, sempre sul Libero, la commissione Covid, anche qui Giuseppe inguaiato dal suo vecchio socio. Dai, entrate in diretta con me, chiamate 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Quella. Ciao Sammy, volevo dire questa storia io la commissione Covid la seguo costantemente. Ieri tra l'altro Bagnai ha fatto numeri da circo grandissimo, ha tirato fuori attraverso le domande a un esperto cose che da far accapponare la pelle e da mettere, cioè bisognerebbe mettere in galera metà Parlamento. Insomma, vabbè, lasciamo perdere. Volevo dire questa storia della tangente sulle mascherine richieste a quell'imprenditore al quale bisognerebbe dare una medaglia, perché lui si è ritirato dal fatto di pagare questa commissione di 13 milioni di euro. Chiamiamo la commissione, quella lì è sicuramente una tangente. Ma la procura che ha indagato su questa vicenda, la prima l'ha archiviata. Adesso si spera che qualcun altro si metta ad indagare. Ma non c'è niente da indagare, nel senso che questo imprenditore in commissione, io l'ho visto, ma è una storia di più di un mese fa questa, non so perché viene fuori oggi, aveva lì tutti i documenti con le richieste, addirittura c'erano delle intercettazioni, cioè delle registrazioni fatte a lui, dove veniva minacciato perché non procedendo in questa trattativa, questi qui dello studio Alfa perdevano i 13 milioni di euro, erano incassati neri, dicevano questo qui lo facciamo chiudere, questo qui gli mandiamo la finanza. E tu vuoi saperla? La finanza è andata a ispezionare l'azienda di questo signore qua e l'ha tenuto bloccato per mesi. Ma dove vogliamo andare? Ma la Lega in Parlamento, ma che cazzo ci sta a fare? Ma tirino fuori queste cose qui. Queste sono cose da tirar fuori, da far presente. Grazie caro, chiarissimo. Io invito ad ascoltare Claudio Borghi Aquilini e oltre che Bagnai, che interviene ogni martedì sera nella trasmissione di Antonino Danna e poi queste cose le ripete anche in Parlamento. Sto per andarmene, ma ho ancora una segnalazione sul quotidiano Libero a pagina 7, interessante meditazione di Fabio Dragoni sulla strategia energetica da adottare. Contro il caro carburanti, meno Europa e più carbone. L'Italia ha due opzioni: costringere l'Unione Europea a cambiare il sistema dei certificati di emissione e tornare a usare combustibili fossili per produrre elettricità. Interessante meditazione oggi a pagina 7 di Libero, con la quale Sammy Varin vi saluta. Cielo velato, ha detto prima quello del meteo,
Non mi è piaciuta questa affermazione. Bisogna fare una mozione anche su sta cosa del velo al cielo. Non va per niente bene, signori. Se vi è piaciuta la rassegna stampa, schiacciate e condividete su Facebook e YouTube. Inviatela a parenti o amici. Questa è roba da collezione. A più tardi, ritorno alle 11. Avete ascoltato